Grande convenienza. Magazzini Bozza a Portogruaro, uscita autostrada. Una buona domenica, un buon pomeriggio agli amici che ci stanno seguendo da casa e agli amici che sono moltissimi oggi ospiti in studio per questa trasmissione. Lo gnomo Cinzio ormai fa fatica perché comincia a far caldo a scendere ogni domenica giù dalle montagne per essere qui presente. Lui che rappresenta la fantasia e le cose belle della vita, ma sembra che siano le ultime puntate, quindi faccio volentieri sentite questo affanno che mi porto dietro facendo questo viaggio. Ma io sono felice perché ogni domenica alle 17:30 ha inizio! Bravi, bravi! Più forte, urlare! Bene, allora siamo qui sempre pronti per presentare un'ennesima puntata di Mini Quiz. Uno spettacolo che sta andando veramente bene, stiamo facendo concorrenza a tutti i più grandi spettacoli d'Italia e anche via satellite d'Europa. Ma chi abbiamo qui, se possiamo un po' allargare, qui abbiamo anche Jenny che è tornata dopo la lunga agonia. Come va Jenny? Bene, finalmente si è riconosciuta la banda, no? Sarebbe anche ora. Appunto. Come hai passato queste 2 settimane? Beh, diciamo abbastanza male perché mi stavate tanto a cuore voi e siccome sono stata assente 2 settimane, ben 2 settimane, mi mancavate. Bene, allora passiamo la parola ad Antonella. Grazie. Io oggi non vi romperò tanto le scatole con i miei saluti perché mando un ciao grandissimo a tutti e basta. Adesso passo la linea alla nostra Lorena. Grazie. Ho sbagliato, scusate, avevo una crisi di identità. Io vorrei salutare Linda, se ci sei, ascoltami perché io ho tanto penato prima di salutarti. Quindi Linda ti saluto e saluto anche tua zia e i tuoi cugini e adesso basta perché mi sono veramente stancata. Mancano poche puntate, Antonino ti ripasso la linea. Sì, bene, però abbiamo qui tra noi come ospiti una classe che adesso tu ci dovrai presentare se non sbaglio. Allora, questa qui è la classe composta da bambini che frequentano la seconda, la terza, la quarta e la quinta di Valvasone Arzene. La scuola si chiama Silvio Pellico. La scuola si chiama Silvio Pellico, poverini hanno ragione, gli ho rotto l'anima fino prima e adesso si erano anche stufati. Ora facciamo entrare, come vedete che abbiamo qui, siamo attrezzati di batterie, di organo, di organo, di cuore e di polmoni. Benissimo! Questo complessino si chiama chewing gum. Intervistiamo come primo il batterista. Batterista, cosa ci dice? Sono Cristian, suono la batteria, come nell'altra puntata, stesse domande. Niente, spero di farvi divertire con le nostre canzoni. Benissimo, ti voglio chiedere una cosa. Perché proprio chewing gum? Allora, adesso ti spiego. Questa qua è una domanda che ci fanno tutti. Perché abbiamo visto un film in televisione degli anni 60 dove c'era un bar che si chiamava Chewing Gum e siccome era una cosa a cui ci è piaciuta molto abbiamo deciso di dare questo nome. Perfetto, io so che il batterista è sempre più scatenato della banda. Matto, magari butta le racchette, le palline, tutto in aria. tutto in aria. Tutto in aria e poi magari non riesce a riprenderle. Qualche volta succede, come avete visto. Ok, passiamo all'organista. Come si chiama quello che suona? Mi chiamo Dennis, ho 18 anni e abito a Porcia. Basta? Non ci sa dire altro. Facile, è difficile suonare l'organo? Beh, insomma, bisogna impegnarsi. L'organo, la tastiera, a dire la verità. Ho sbagliato. Passiamo al chitarrista. Il chitarrista, facci sentire un assolo.
Come vuoi, con distorsore oppure senza? Oddio. Vai. Cosa ci puoi dire? Niente, mi chiamo Dislao.
saluto? Prego. Posso fare un saluto? Ciao, saluto. Niente, allora adesso cominciamo subito col musichiere, però prima di cominciare il musichiere avvisiamo i cari telespettatori che Mini Quiz sta per giungere al termine. Non si sente, no? Da nessuna parte. Siete forse contenti? Ah, visto? Mini Quiz sta per giungere al termine. Tra qualche settimana infatti ci sarà l'ultima puntata e siamo stati invitati niente po' di meno che dalla famiglia dello gnomo Cinzio. Dalla famiglia dello gnomo Cinzio con sua moglie Emma, sua nipote Sonia, sua zia Emma, perché c'è un Emma dappertutto. Siamo invitati nella casa degli gnomi per l'ultima puntata, ma questa è un'anticipazione. Ora passiamo invece subito a il musichiere, presentando subito i nostri concorrenti, che sono Consuelo di San Giovanni di Casarsa e Barbara di Bagnarola. Venite! No, venite qua, venite qua. Cosa fate? Vi sovrapponete. Calma ragazze. Capito? Siete emozionate? Sì. Però dovete guardare quel cameraman lì. Allora, io ti do il microfono per 15 secondi, puoi dire quello che vuoi. Niente parolacce. Prendilo. Saluto i miei genitori e mio fratello. Sì, però forse il pubblico che c'è qui e che c'è a casa vorrebbe che magari tu ti presentassi. Mi chiamo Francescuto Consuelo e vengo da San Giovanni e ho 10 anni. Va bene, basta così, altrimenti la facciamo andare in crisi. Dimmi, anche per te 15 secondi di microfono. Vorrei salutare una bambina che si chiama Federica da Nelon e i miei genitori. Bene, però dovresti anche tu presentarti. Mi chiamo Barbara, ho 11 anni e vengo da Bagnarola. Ecco, voi siete le nostre concorrenti. Allora, tu puoi metterti là e tu puoi metterti là. Le regole le conoscete, ve le ho appena spiegate, ma chiamiamo subito qui i due segnapunti, cioè Ilaria e Nicola. Venite qua. Oh, che grandicelli che siete. Quanti anni hai, Nicola? 7. Allora, anche per te 10 secondi di microfono. Mi chiamo Nicola, ho 7 anni e vengo da Valvarrone. Guarda quel cameraman là. Dai, chi vuoi salutare? La mamma e il papà. La mamma e il papà. Subito il microfono a Ilaria. Cosa ci dici, Ilaria? Voglio salutare il mio papà e la mia mamma e tutti i parenti e i miei amici. Bene Ilaria, bravissima. Quanti anni hai? 5. Fai ancora l'asilo? Sì. Come si chiama il tuo asilo? Asilo, che bel nome. Allora tu conti i suoi punti e tu i suoi, va bene? Allora vi mettete qui al centro, anche tu. Vai regia allora con la prima canzone. Dovrà finire prima o poi questa lunga storia d'amore. Ora è già tardi ma è presto se tu te ne vai. Chi è stata? Lei? O lei? Io ho visto pari, va bene? Allora venite qua che vi spiego cosa dovete fare. Vi vedo un po' impacciate, vi vedo emozionate, venite qui al centro. Adesso cosa dovete fare? Conoscete il gioco del pari e dispari? Voi pari o dispari? Pari. E tu? Dispari. Bene, vai pubblico! Allora, qui abbiamo 2 e 4, 6. Chi ha detto pari? Io. Qual è il cantante o la canzone? Gino Paoli. E devi sempre guardare il cameraman per lo... Dimmi. Gino Paoli. Giusto, va bene Gino Paoli. Mamma mia, sei diventata tutta rossa. Guarda che un punto dopo l'altro e vinci un bel premio, eh. Devi essere
più brava, più disinvolta. E allora vai regia con la seconda canzone. So enjoy and live because it's only love doing its thing, babe. It's only love that you're feeling, girl, you're feeling. It's only love doing its thing. Chi è stato? Chi è stato? Sentiamo. Guardate se il pubblico si sbilancia. Venite qua, venite qua. Io avevo detto al pubblico, voi tifate per Giovanna, Francesca, Barbara, e voi invece tifate per Consuelo. E invece il pubblico pari, pari. Allora vai col pari, pari o dispari? Pari. E tu? Dispari. Vai allora pubblico. Allora cosa abbiamo? 4 e 4, 8. Chi ha detto pari? Io. Dimmi, vieni qua, voltati verso quel cameraman là. Dimmi. Non ricordo più. Ah, senti i suggerimenti, senti quanti suggerimenti. Simbrilen. Cosa? Simbrilen. Oddio, la diamo per buona? Sì o no? Prova un po' a ripeterla. Simbiled. Cosa? Simbiled. Va bene, Simply Red, va bene, dai! Un po' di applauso, un po' di applauso! Mettiti al centro, per favore. Chi ha detto bu? Sempre quello lì. Sempre quello lì che dice bu. È stato lui. Nessuno che vuole parlare qui. Un po' di tifo, pubblico, un po' di tifo. Barbara. Basta! Basta adesso perché la regia deve partire con la terza canzone. È un bel giorno dire basta e andare via. Ciao amore, ciao amore, ciao amore, ciao. Ciao amore, ciao amore, ciao. Che felici, che contenti, vieni, vieni qua. No, di là. Ciao amore. E dopo? Mio. No, mi dispiace, non è ciao amore mio. Vai a suonare la campanella. Vi ricordo che il titolo della canzone viene inserito nel pezzo che il nostro tecnico ha scelto. Non lo sai? No. Gianni Morandi era. No, non è Gianni Morandi. Niente, nessuno la sa? Luigi Tenco. Luigi Tenco, va bene ed è giusto! Va bene, il primo punto allora per Barbara. Regia, parti con la quarta canzone. Scusa se t'amo ancora come il primo giorno, se come dici tu non è moderno, se non ho mai pensato di lasciare. Chi è stato qui? Venite qua. Chi è stato? Sei stata tu? Non so. E tu sei stata tu? Non so. Pari e dispari! Pari o dispari? Pari o dispari? Pari. E tu? Dovete avvicinarvi però. Allora, vai pubblico! Allora, cosa abbiamo? 5, 8, chi ha detto pari? Io. L'hai detto tu? Allora dimmi,
Fred Bongusto. Va bene, Fred Bongusto! Adesso voglio sentire quanto siamo col punteggio. Venite qui, Nicola, Ilaria. Non tirate adesso i cuscini, c'è tempo per dopo. 2 Ah? 2 2-2, facciamo un bel applauso per i nostri piccoli segnapunti. Più forte. Adesso passiamo con la quinta canzone. Vai regia. Io mi sento più buona e bella, faccio gli occhi camuzzare e sia vita mai non fa, si addolcisce come un po'. Il papà è una cosa seria, con papà non si fa zia, è una cura che va bene, oh papà non puoi Lei. Devi toccare il... Hai capito? Ehi, cosa mi fate? Regia, calma! Regia, non scatenarti. Pronta? Dimmi. Marisa Laurito. Va bene, Marisa Laurito! Chi ha detto bu? Chi ha? Lui! No, lui non l'ha detto. Regia, vai con la sesta. Ah, chi è stata? Tu, no? Sei stata tu. Mi sembra di sì. Lei... Mamma mia, che pubblico severo! Che pubblico severo! Cosa? Pari. Sentiamo quell'altra, cosa dici? Pari. Pari anche tu! E vai col pari! Pari o dispari? Pari. Allora dovete però voltarvi verso quel cameraman a pari e dispari. Vai pubblico! 5, 5, 10. Chi ha detto pari? Dimmi. Michael Jackson. Michael Jackson! Va bene, Michael Jackson. Allora, sì, Michael Jackson, va bene. Silenzio! Con tutte queste paroline che non si dicono. Buttala via. Non tirate cuscini, per favore, si tirano solo alla fine. Settima canzone, vai regia. Saliamo su nel cielo e prendiamole una stella, perché Margherita è buona, perché Margherita è bella, perché Margherita è dolce, perché Margherita è vera, perché Chi è stato qui? Tu? Sei stata tu? Sì, è stata tu. Ragazzi, guarda questo, perfino gli arbitri in Serie A sbagliano. Se la regia non mi manda un photo finish, come faccio ad avere capito chi è stato? Dimmi tu, dai. Fiorella Mannoia. Va bene, Fiorella Mannoia! Sentiteli, e hanno addirittura la voglia di criticare. Sentiteli. Maleducati, punteggio. Venite qui col punteggio. Punteggio. Vieni Nicola, Ilaria. 2 A 5. 2 a 5. Tornate al vostro posto, grazie. Calma ragazzo. No, tornate al vostro posto, vuol dire qua. Nicola, dove vai? Chi ti ha detto di andare lì? Ho detto tornate al vostro posto, intendevo dire qua. Birbante. Regia, parti con l'ottava canzone. Ma
Ma se me lo dicevi prima! Se me lo dicevi prima! Lei, sempre lei! Ragazza! Allora, facciamo così. Lo facciamo dire a tutte e due, va bene? Anche se è stata lei. Dovete voltarvi però, perché da casa vi vedono le spalle, va bene? Tu dimmi. Enzo Iannacci. E tu cosa mi dici? Pari. Pari. Come pari? Devi dirmi il titolo della canzone. È pari? Enzo Iannacci. Enzo Iannacci, va bene, un punto a tutti e due. Con l'applauso del pubblico incorporato. Allora, devi contare un punto per lei e tu devi contare un punto per lei. Quanto siamo allora? 3. Ah? 3. No. 6. Di 6? 6. Siamo 3-6, bravissimo, facciamole un bel applauso e incoraggiamento. Di più, dovete applaudire anche voi. Dovete applaudire anche voi. Che manigoldi. Regia, ti conviene partire con la nona ed ultima canzone. Ti muovi lenta e ti lasci guardare, che Italia. Lungo i fianchi come solamente tu sai fare. Sei rapido e sempre. Vieni qua, voltati, devi sempre voltarti. Edoardo. Verso il cameraman. Edoardo Bennato. Edoardo Bennato, va bene, va bene. Però c'è ancora qualcuno che non applaude. Birbante. Allora, veniamo qui con l'ultimo punteggio. 4. Ah? 6. Perciò vince. Vince? Barbara. Vince Barbara! Vince Barbara! Allora, vieni qua, adesso potete andare al posto veramente. Vieni qua Barbara. Una dichiarazione da vincitrice. Vieni. È stato... Guarda la... È stato bello! Cosa hai provato? Emozione. Emozione! Antonella, cosa diamo a questo emozionato? Allora, una radiolina. Diamo una radiolina, un bel applauso. E invece a Consuelo cosa diamo? Una maglietta di Canale 55. Allora, facciamola vedere alla camera. Le nuove magliette di canale, la puoi... Scusa. Allora, falla vedere per così. Ecco, rimani ferma. E mentre il cameraman zooma, facciamo un bel applauso a tutto lo staff di Canale 55. Di più! Ragazzi, oggi fate parte anche voi di Canale 55, così come farà parte tutte le persone che verranno qui nel nostro pubblico. Allora potete andare a posto tutte e due, vi ringrazio. E io saluto i componenti del gruppo teatrale La Bottega e la mia classe, mentre per voi l'appuntamento è tra un minuto circa. Godetevi e fate attenzione alla scenetta del gioco. Occhio al video. A voi regia. Appunto, finalmente il momento fatidico della slot machine tanto atteso. Allora io adesso chiamo la nostra Antonella che mi deve dare una mano come al solito. Intanto chissà che magari ci sia qualcuno dall'altra parte dello studio. Pronto? C'è qualcuno in linea? Con chi ho l'onore di parlare? Pronto? Pronto? Allora io intanto vi spiego com'è il gioco. Pronto? Ah, ecco è. Pronto? Chi gioca? Andrea Rui. Ciao, da dove telefoni? Da Pordenone. Dimmi, sei andato per caso a Bibione? Perché oggi era la festa dell'asparago. Sì. Sei andato? Sì. Ti sei divertito? Sì. Sono contento. Tu sai, no, come si gioca naturalmente? Sì. Bene, sì, cioè no. Allora, adesso partiamo con la prima canzone per oggi. Vai regia!
Hai ascoltato attentamente? Sì. Allora, Living in America di James Brown faceva parte della colonna sonora di quale Rocky? Rocky 2, Rocky 3 o Rocky 4? Rocky 4. Bravo! Benissimo, allora partiamo con i 3 tiri della fortuna. Naturalmente io non tiro perché c'è una scalogna oggi poi. Come ti chiami? Serena. Vai col primo tiro. Niente, mi dispiace. Un altro tiro. Christian. Ciao Cristian. Oh, fare bei tiri. E tu? Alessio. Mi sa che Alessio non sei più fortunato. Niente, un altro tiro. Walter. Vai Walter. Wow, bene. Hai vinto la bellezza di 4 gettoni. Bravissimo. Hai vinto una bellissima calcolatrice. Però guarda di non portarla in classe a fare il furbo magari durante i compiti di matematica, ok? Sì. Ciao. Adesso attendiamo un'altra telefonata. Naturalmente sono sempre io che porto la calcolatrice, no? Mi pare ovvio. Anche tu lo vedi, mi pareva, no? E magari dopo che cosa... Pronto? 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 Pronto, sono Jenny. Chi parla? Sono Luciano. Ciao, da dove chiami? Da Gorgo. Non ho capito. Da Gorgo della Tisana. Ah, dalla Tisana. E dimmi, cosa hai fatto oggi di bello? Sentiamo, qualcosa di strano. Niente. Niente, dormito. Sì. Aspettavi di vedere Mini Quiz. Sì. Bravo, allora noi ti premeremo, ti manderemo una foto dei ragazzi della banda, anche se ancora non l'abbiamo fatta. Comunque fra poco, vabbè, ci stiamo pensando. Vai con il prossimo pezzo, regia. Ehi, ma tu dici che Cristo all'anima uguale a me, sì, nera come te. Cristo all'anima d'un arlecchino, tutti i colori dell'arcobaleno, sì, può essere proprio così. Sarà vero che il colore è solo luce, e la luce è la speranza. Era Ehi Ma dall'ultimo album di Gino Paoli. Mi sai dire con quale altro famoso cantante italiano ha collaborato Gino Paoli per scrivere questo pezzo? Zucchero, Pupo o Giovanotti? Giovanotti. Ma cosa dici? Giovanotti, quello là che si trova là lontano. Niente, un'altra telefonata, ciao. Giovanotti, Giovanotti, Giovanotti. Pronto? Pronto? Ciao, da dove chiami? Da Salone. Come ti chiami? Nadia. Nadia, quanti anni hai? 13. 13 anni, quindi frequenti la terza media? Seconda. Seconda? Sì. Ok, va bene. Fai molta attenzione a chi adesso canterà il pezzo. Vai regia! Allora, fai molta attenzione a chi interpreta questo pezzo. Era l'ultimo 45 giri di Wendy e Lisa. Noi vogliamo sapere con chi suonava la chitarra Wendy prima di intraprendere la carriera solista. Attenzione, si tratta di un famoso, ma non molto alto, cantante rock statunitense. Era Prince, Sting o Lou Reed? Brava! Wow! Applauso pubblico! Benissimo, andiamo con i 3 tiri della fortuna. Fai un altro tiro come quello di prima, mi raccomando, Bene, 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 bene. Mi eccito, mi diverto più io di voi. Come ti chiami? Ivan. Vai, Ivan. Uè, che fortuna che abbiamo oggi.
Antonino, tu come ti chiami? Paolo. Vai Paolo, tira! E beh, questo non ci voleva comunque. Comunque hai vinto la bellezza di una calcolatrice. Grazie. Contento? Sì, grazie. Ciao! Ok, adesso teniamo un'altra telefonata. Ci mancano ancora pochi minuti al termine del gioco. Pronto? Pronto? Chi c'è in linea? Sono Stefania. Ciao Stefania, da dove chiami? Da Pordenone. Quanti anni hai? 9. Dimmi, come si chiama la tua scuola? Beato Dorigo. Ah, e si trova vicino alla chiesa? No. Sì? Bene, bene, sono contenta. Allora, adesso facciamo un'altra domandina. Ora fai molta attenzione al cantante. Vai regia! È quasi un anno che ci conosciamo ormai. È un bel casino dirti che ti amo e poi capisci tutto di me. Io somiglio un po' a te, tu i miei trucchi li sai, le tue astuzie a memoria le so. Allora, era Gianluca Guidi che ha partecipato all'ultimo Sanremo come esordiente. Mi sai dire chi è suo padre? Gianni Nazzaro, Bruno Lauzi o Johnny Dorelli? Gianni Dorelli. Brava, bravissima! Un applauso, veloce! Guardate qua, chi c'è? Come ti chiami? Come ti chiami? No, Come ti chiami? Ma andiamo con i 3 tiri della fortuna, andiamo, via! Massimiliano. Un altro tiro, chissà che non sia più fortunato. Elisa. Forza Elisa. Benissimo, molto bene. Hai vinto ben 6 gettoni. Un altro tiro, chissà che magari non vince qualcosa di più serio. Lucio. Lucio, come una Ferrari ad esempio. Niente, 6. C'è questo qui. Ah, c'è il Miss Universo, c'è. Non si chiama, chissà come si chiama. Bravissimo! Anche se non ha avuto tanta fortuna. Comunque hai vinto la bellezza di un'altra calcolatrice. Ciao! Antonella, a te la parola. Facciamo parlare anche le Allora, nostre bollette. questo. Partiamo con il prossimo scusate le telefonate. Pronto? Chi parla? Stefania. L'ultima, mi raccomando. Scusa, non ho capito niente. Stefania. Da dove ci chiami? Portogruaro. Qual è il tuo colore preferito? Nero. Ah, bene. Allora, partiamo con il prossimo pezzo. Vai regia. Quando un giorno ti svegli e ti metti a cercare, a 2 passi dal cuore brilla una luce che rende tutto migliore. Allora, attenzione, ora non ti possiamo aiutare perché è troppo facile. Qual è il nome delle famigerate sorelle Boccoli? Un attimo. Come? Aspetta un attimo. Sì. Non guardare Allora, Brigitta Boccoli e Benedicta Boccoli. Brava! Tira. Elena. Gabriele. Veloce, veloce. Chiara. Ultimo tiro. Ultimo. Luana. Basta. Beh, anche tu hai vinto. Sono 6. Sono 6. Anche tu hai vinto una calcolatrice solare. Siamo così giunti al termine e facciamo qualche saluto magari. Io ad esempio voglio salutare tutti i miei parenti e Barbara. Chiediamo adesso ad Antonino. Adesso, attenzione, vai regia. Sbagliamo. Appuntamento a tutti a domenica.
Ciao a tutti, a domenica!